God Save the Wine a Roma, con uno dei vini più famosi a Roma, il Chianti Classico, ma anche Vigna Maggio, che ha sempre avuto da queste parti una grandissima accoglienza. Siamo con Irene, che ormai è il simbolo, la nuova Monna Lisa della tenuta, quantomeno sei sempre sorridente, quindi almeno quello è più sicuro. E stasera è una bella serata, anche perché portiamo in alta società la nuova annata proprio del Monna Lisa, che può essere anche un vino per la ripartenza, cioè un vino Chianti Classico in questi anni, diciamo, di pandemia si è rafforzato, oppure che è successo? È successo, sicuramente il Chianti Classico annata è stato per noi, quindi il Terre di Prenzano è stato per noi quello che ha più retto, che più ha continuato la sua strada anche durante la pandemia, e per questa ripresa il simbolo è per noi, come un po' da sempre, la Monna Lisa, e stasera è per noi veramente la prima occasione in cui presentiamo la nuova annata del 2017 insieme anche al Gherardino 2017 riserva. È sempre caratterizzato da una bella eleganza, una bella persistenza, il frutto maturo, e ha avuto anche un po' a sorpresa degli ottimi punteggi. Venivamo da due belle annate, il 15 e il 16, sono state magari meno apprezzate, quindi una sorpresa per noi anche punteggi su questo 2017. Devo dirti, in questo momento anch'io mi sta colpendo per una freschezza e un'agilità che dalla 17 nessuno, e invece probabilmente la vigna, il microclima, effettivamente penso che se lo assaggi in batteria con tanti altri 17 emerge subito. E questa è stata sicuramente una caratteristica, assolutamente non diciamo danneggiato, permettimi il termine, da un'annata parecchio calda o siccitosa, quindi siamo contenti del risultato per la nostra Monna Lisa 2017. Guardando all'autunno, quindi ai prossimi mesi, qual è il vino che ci portiamo davanti al camino, di fronte all'arrosto, di fronte... Sì, direi, se penso al caminetto e anche andando verso poi il Natale, penso sempre al nostro Cabernet Franc, sì, assolutamente. Praticamente adesso tutti in Toscana fanno il Cabernet Franc, ma quando è arrivata a Vigna Maggio nessuno praticamente ce l'aveva. Era il 1990 quando per caso hanno scoperto queste viti di Cabernet Franc un po' così in giro per i vigneti. Hanno deciso, per fortuna, invece di estirparlo come dicevano i contadini, che non produceva tanto, no? Questi grappolini spargoli non erano ben accolti a quel tempo, e quindi hanno deciso di vinificarlo separatamente, e da allora è un po', diciamo, il vino che ci rappresenta, oltre a, diciamo, al Chianti Classico. L'abbinamento per questo autunno, per questo vino? L'abbinamento, sei te! Stasera sono a riposo, stasera bevo, quindi l'ultima volta l'hai bevuto cosa era in tavola? Sono carni stufate o diciamo sì, ci vuole un po' di uno stracotto, un brasato, una bella importanza. Anche sì, brasato direi può andare bene. E fa 2 anni di barrique, l'annata 2016. Grandissima annata, grandissimo Cabernet Franc. Grazie mille. Grazie Andrea.